Bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Siamo in zona Coglio, ci spariamo un bel giro appunto sul Coglio, 4 versanti, 4 salite a San Floriano. Tu che me l'hai proposto nei commenti hai capito che appunto stiamo per fare il quadrifloriano. Come sono queste 4 salite? Allora, quella di San Floriano la conosci? Sì. È lì con lo strappo che arriva su. Ok. La seconda salita è scostante perché va su dalla parte di Gradiscutta, dicevano lui, no? Ok. Poi c'è l'ultimo strappo che è cazzuto. Ok, però il primo pezzo è tutto più pedalato, più easy, ok? Poi ci divertiamo scendere di nuovo fino giù a Slavia. Ok. E prendiamo quella che siamo scesi la prima discesa, che è quella di salita. Sì, ok. E quella di salita, che sarebbe la terza, è cazzuta, perché è ripida. È ripida, va su, ti lasciano scattare, ok, così, strappa. L'ultimo? L'ultimo scendiamo giù di nuovo verso dove ci troviamo con il piano. Sì. Dopo prendiamo quella inedita, forse l'avevo fatta io e te. E praticamente si sale di nuovo su dal 4 versante. Ok. Ovviamente l'ultimo pezzo è uguale, Ok. è uguale per tutti. Quella. 4 salite alla stessa cima a San Floriano. Siamo scesi da dietro al Calvario su una strada che avete già visto in altri video. Siamo qui, piedimonte, sinistra, e attacchiamo la prima salita. Qua davanti il Sabotino, noi al prossimo incrocio prendiamo a sinistra e iniziamo la prima salita. Già perdevo la ruota di Sergio. Probabilmente farò avanti e indietro fra la schermata con la traccia e il profilo altimetrico, perché conosco un po' le salite, alcune le ho già fatte, ma non conosco la successione precisa del percorso delle salite, quindi farò un po' avanti e indietro. Sergio. Direzione Oslavia. Via. Qua si smena, Ciao. 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 Qua sopra c'è l'ossario di Oslavia e la strada continua a salire. Ciao. Con una vista super, butta su padellone, giù e poi qua si torna a salire. 3 chilometri al primo scollino.
panorama stupendo, bellissima giornata oggi. Lo scollino l'ho passato da qualche metro, ma c'è l'ultimo strappo a questo punto scollino qua che c'è anche il sole. Prima salita fatta, mangio un po' di barretta, scendo e si va per la seconda, che dovrebbe essere forse più corta, non me lo ricordo più, comunque ho la traccia. Comunque, come sempre, se volete vedere quanto piano vado o che giri faccio, in descrizione c'è sempre la traccia Strava. Questa, se non sbaglio, sarà una delle salite che faremo dopo. La miseria! Ok, qua fa decisamente freddo, siamo in mezzo alla conca proprio. Seconda salita, qua sono 3 km belli anche qua da spingere, così almeno mi scaldo. Noi torniamo su là a San Floriano. Dai. Oltre a Sergio, che già avete visto in altri video, oggi sono fuori con Stefano, sempre del gruppo di Birbanti, e adesso abbiamo tirato su anche Tiziano, quindi siamo in 4 per 4 versanti a San Floriano. Adesso metto via la videocamera perché sto salendo col 54-11. Non mi pare il caso. Ah, qui si torna un po' sul sole. E come per l'altro versante già pedalato, sarà una costante per tutte e 4 le ascese. Anche qua, ultimo chilometro e la strada va su, non poco. Non so se sia un maneggiamento dato dalla fatica o meno, ma mi sembra di aver già pedalato su questa salita l'ultima volta quando ho fatto il giro con i ragazzi di Coglio Borda, quando abbiamo pedalato con Justin Matera. Andate a verificare voi, vi lascio il video nella icona in alto a destra. I muri del Coglio si fanno sempre sentire. Però ci siamo, dai. Eccolo. Eccoci. San Floriano, numero 2. Bello, bello. Ho spinto ma mi sono divertito. Il giusto, dai. Altra discesa e via. Scendiamo a Oslavia, prendiamo la terza salita.
Ok, siamo scesi di nuovo a Oslavia e Piuma, siamo ritornati, diciamo, direzione Calvario. Qua sulla sinistra c'è la salita al Calvario che avete già visto in altri video, e abbiamo preso quest'altra salita che dovrei aver già fatto con Vania, se non sbaglio. Comunque questa dovrebbe essere la più dura. Come destra? Secondo me non era a destra. Vabbè, mi fido di Sergio e lui è il mio Tom Tom. Da qua dura gli ultimi 2 chilometri abbondanti, saranno belli strappati. Mettiamo su il rapportino, che qua si sale cattivi di nuovo. Questa è nettamente la più dura perché è la più corta, tutta all'8%, con sti cosi che chiamarli strappi mi sembra riduttivo, sono dei muri. E comunque facciamo questa salita dopo che comunque abbiamo fatto 50 km e più di 700 metri di dislivello a 25 di media abbondanti. Diciamo che non ci siamo risparmiati, considerato che è inverno. Questa tosta, veramente tosta. Ah, che bello.
discesa per prendere ritmo con sto freddo ci metto sempre un attimo. Siamo di nuovo qua, ultimo chilometro abbondante dove la strada sale cattiva da qualsiasi versante. Later. Sono sceso di nuovo da Oslavia, quindi Quadrifloriano chiuso. Guarderò dopo su Strava come sono andato, anche se oggi non è giornata di fare tempi o rischiare in discesa con il ghiaccio, il freddo e tutto il resto. Comunque sono molto contento. Vi saluto con questo bellissimo imbrunire e là dietro forse si vede un pezzettino di luna che spunta dai monti della Slovenia. Torno a casa, vi saluto, iscrivetevi, lasciatemi un commento su questo giro, un like, buone feste, ciao!